Governatore Federica, prima giornata degli Stati Generali della Montagna, cosa si attende da questa 2 giorni importante? Mi aspetto che sia un lavoro molto operativo. Io non vorrei che venissero costruite le idee dei sogni, ma le idee della concretezza. Noi dobbiamo lavorare da qui in prospettiva nei prossimi 5 anni come vogliamo sviluppare la montagna, facendola diventare un'opportunità per tutta la regione. La montagna non può essere una parte del territorio che semplicemente ha bisogno di aiuto perché altrimenti muore. Deve diventare l'opportunità del Friuli Venezia Giulia di crescita turistica, imprenditoriale, lavorativa, perché questa è la prospettiva che dobbiamo dare alla montagna. E quindi ai tavoli chiediamo proprio di scrivere insieme il manifesto per la montagna, che è l'impegno che la Giunta si prende per i prossimi 5 anni, dove tutti devono iniziare ad avere un ragionamento molto chiaro che il successo della montagna è un successo di tutti, non di una parte politica, non della Giunta Federica, ma di tutti. Quindi mi auguro che ci sia questo grande senso di responsabilità di poter remare tutti nella stessa direzione, perché mi piacerebbe fra 5 anni non aver risolto tutti i problemi della montagna, perché non ho queste ambizioni irrealizzabili, però aver incominciato a costruire sì il futuro della montagna, aver incominciato a costruire i binari sul quale si muove il treno per raggiungere da qui ai prossimi anni una vera stabilità del sistema montagna che possa garantire sviluppo, che possa garantire ai cittadini che la vivono la possibilità di costruirsi il futuro in questi territori.